io ci provo a registrare in macchina, però probabilmente farò i fumenti e quindi ce ne andiamo in giro con i rumori. Allora, io voglio essere calmo, voglio essere tranquillo, non voglio fare un video polemico, però molta gente dovrà fare delle capriole incredibili per tutto quello che hanno detto in questi giorni, in queste settimane, in questi giorni, perché poi quando De Bruyne era rientrato molto bene, ma come si può prendere delle posizioni? Allora, viceversa, quelli che a Conte avevano fatto delle richieste logiche, senza esagerare, senza considerarlo un imbecille vero, e gli avevano detto, ma guarda, Alisson secondo me può giocare, secondo me se McTominay lo metti più dietro comunque lui arriva, anche se non mi sembra in grandissima forma, vorrei vedere Gutierrez. Signori, è tornato il Napoli sprecone, il Napoli che tira secondo me Conte gli ha detto proprio tirate sempre, tirate in continuazione il tiro al bersaglio. E ci spieghiamo anche, secondo me, perché loro di base forse tirano di meno, perché non sono bravissimi, non sono precisissimi. Lo abbiamo visto con Gutierrez, lo abbiamo visto. Dici, ma tu come hai visto? Fatto guidare la Tesla? Rendetevi conto, rendiamoci conto di che bellezza e di che noia! Mi annoio con il calcio di Conte, non si può sostenere il calcio sparagnino, la sofferenza che continua. E dice, ma quelle con la Cremonese, con la Cremonese ha battuto l'Inter, il Milan, quindi non è mai solo questione dell'avversario, perché la Cremonese aveva tutto il dovere di fare il partitone, perché si devono salvare. Capite quanti spunti ci dà questa partita? Vi rendete conto di come sarà bella domani l'analisi tattica per chi vorrà vederla? Le parole di Conte che io devo recuperare perché voglio sentire bene tutte le cose. Dopo queste vittorie, secondo me, Conte si allarga e dice qualcosa di... fa caldo, venite con me. Ed è un video... molto meglio. È un video di soddisfazione, onestamente, di un tifoso soddisfatto, di un tifoso che vuole vedere il Napoli vincere, e vincere anche bene. E per una volta il risultato è rotondo, anzi più che rotondo. Addirittura abbiamo sprecato tanto, perché doveva finire anche 5-0. Secondo me Scott è stato un bullo. Io metto in copertina fatta a volo, metto i tre biondi, perché... E mi dispiace anche per Højlund se non glielo danno quel gol, perché la deviazione è pesante, onestamente. Però lui se lo meritava, perché in altre occasioni ci è andato vicinissimo e il tiro era diretto verso la porta, però la deviazione è pesante, quindi secondo me... Conosco i polli della Serie A, della Lega, glielo leveranno. E qua secondo me anche un ragionamento che spesso non si fa, mi attacchi l'altro, anche queste piccole dinamiche, dice Conte, magari lo vuole anche lasciare in campo un pochino di più per dargli soddisfazione, per fargli fare qualche gol in più che gli aumenta il valore, l'autostima, e siamo lì. Lautaro se n'è andato, però arrivare subito sotto Lautaro mica è poco per un attaccante al primo anno di ritorno in Serie A. E quindi così si comincia subito con McTominay che prova un tiro e non riesce, cioè gli prova lo scavetto e non ci riesce, quindi subito là abbiamo cominciato forte. Che bellezza, come sono contento. Lasciate un like, vi prego, perché il mio algoritmo sta soffrendo in questi giorni, ma è forse anche perché sono andato abbastanza dritto con il mio pensiero e con la mia opinione su Conte, andando anche contro un'opinione generale dove era più facile scagliarsi contro l'allenatore, fare tutta una serie di discorsi più o meno banali, e invece no, non mi veniva dal cuore, mi veniva di chiedergli delle cose come la formazione iniziale, mi veniva da contestargli quella frase del secondo, terzo e quarto posto. Non è così, per noi è importante il secondo, per me lo è, e credo che debba essere importante anche per lui. È lui che si sente se non vince si sente male, arrivare secondo per lui è una sconfitta, per noi no. E quindi se era passato, ma provocarmi, questo è il rumore di Maserati. Se era passato questo discorso, vabbè, secondo, terzo, non fa niente,
è chiaro che la testa, i giocatori che devono seguire un comandante come Conte, in qualche modo hanno potuto staccare la spina. Io poi mi sono anche detto, i giocatori non devono essere per forza sempre portati col cucchiaino, possono anche fare le cose loro senza... però lo sappiamo che è così, che alcuni hanno bisogno di quello stimolo in più. Di conseguenza McTominay, che il primo gol è bellissimo, e gliela dà Højlund, e gliela dà De Bruyne, perché De Bruyne e McTominay non possono giocare insieme. Un'altra capriola che qualcuno dovrà fare. Pierpaolo Marino le ha dette grosse proprio, mamma mia, è diventato peggio di Enrico Fedele. Conte non lo vuole, non lo farà giocare più. Ha già visto, ho visto. E De Bruyne sta pensando al mondiale, e secondo voi McTominay non sta pensando al mondiale? Perché De Bruyne magari è l'ultimo mondiale, ma per quanti mondiali avrà a disposizione McTominay? Quindi anche lui dovrebbe pensare al mondiale. La dovete finire con queste frasi fatte che si poggiano sul nulla. Il primo gol lo fa McTominay, poi lo fa... chi lo fa? Lo fa Højlund con quella deviazione, poi segna anche De Bruyne, e ho urlato nel traffico come un dannato. Mi facevano fare le cose così, quindi ho urlato tantissimo. Ed è una soddisfazione doppia, tripla, quadrupla. Va benissimo, fatemi perdere il fantacalcio dove li ho tutti contro, va più che bene, perché oggi si esulta per il Napoli, con o senza Conte. E che cazzo, merdacce, siete delle merdacce che mi annoio, merdacce. Non ce la posso fare. Oggi godo io, e quelli che si sono allargati non dovrebbero godere, dovrebbero stare male per le loro idee e dire Napoli ha vinto anche bene. Non posso manco dire sì, abbiamo vinto ma stentati, no, 4-0 col gol Alisson, mamma mia, fortissimo, che soddisfazione, col suo modo di tirare particolare, secco, addirittura prende in contropiede il portiere che ha parato altre cose, altrimenti finiva più larga. E poi peccato per Giovane. Io ho visto, sembrava quasi che Elmas gliel'avesse voluta lasciare, perché Elmas deve essere il rigorista senza De Bruyne. Questo è un discorso che va al di là del mio amore per Elmas. Elmas, le volte che li abbiamo visto sul dischetto, la mette nel set freddissimo, il primo rigore, il secondo rigore, il quinto rigore, ha dimostrato di avercelo. Meno ha dimostrato di averlo McTominay. Non mi è piaciuto, e si può anche dire a McTominay, che però avete visto con quanta voglia, quante volte ha tirato, a volte anche, però è Højlund che gli fa lo spazio con quel movimento, per questo che bello, aveva bisogno del gol anche Højlund, e per questo secondo me il cambio con Giovane arriva un po' più tardi, perché magari glielo faccio fare il gol a Højlund di cui ne ha bisogno. È bello, ed è bello anche che nel momento in cui il risultato è in ghiaccio si fanno i cambi, e si mette Beukema, quindi non si perde, e si mette anche Mazzocchi, ed è giustissimo, e si mette Gilmour. E che bella partita ha fatto Olivera da braccetto destro, credo che ha fatto un'ottima partita anche lì. Ma Bastoni non può giocare centrale, può giocare solamente, niente di meno. Abbiamo visto Juan Jesus giocare braccetto destro, Olivera giocare braccetto destro, da terzino sinistro di Spin. La volete finire di dire cose che non stanno né in cielo né in terra, non stanno in piedi? Quando la testa va, e quando si studiano delle cose e si fanno bene le cose in allenamento e poi si riportano sul campo, non c'è maestro Giampaolo che tenga. Si fa la partita e si vince anche bene. Quindi doveva essere 5, doveva segnare secondo me anche Giovane, ma altri spunti me li date voi nei commenti. E io mi divertirò. Questa settimana fatemi divertire, insomma. Io ho cominciato bene anche con i pronostici, anche se avevo la paura di un golletto, ma Savic oggi non voleva saperne niente, anche sulle uscite, anche su certe cose, su certe palle che... E poi non ci dimentichiamo, penso di coprirli tutti gli argomenti, ma se qualcosa me lo dimentico me lo dite voi. Non sottovalutiamo cosa significa una difesa con Rachmani al centro, che prende pure una traversa. Mamma mia, questo è il mio Napoli, signori, questo è il mio Napoli. Vediamo, questo è il mio Napoli, e mi sono divertito molto e me la rivedrò con grande piacere per portarvi un'analisi dettagliata, sfiziosa, goduriosa. E adesso vediamo,
tra Milan e Juve se si spartiscono il punto, oppure se il Milan dice non ti voglio far scappare perché altrimenti te ne scappi, oppure se la Juve fa il colpaccio e risucchia il Milan. Con grande serenità ce la possiamo godere. Vado a fare il mio lavoro da New York, non lo so dove sto, valerio fluido e tutto. Che noia il calcio di Conte Sauro.